scherzando. Lavoriamo bene insieme, non pensi? Direi di sì. Vero? Magari un giorno diventerò un agente come te. Che ne pensi? Potremmo proteggere il paese da qualsiasi minaccia. Tu credi? Ilia, ciao! Prima dobbiamo Francesco, uccidere i tutto bene? Ah, sei noioso. Grazie mille! Almeno uno che lo fa, dai. Sì, ma... Allora, vediamo... Cosa... Ah, sì, adesso la portano via, vero? Sta ragazza rompiscatole... Sempre meno dell'originale, che ogni 2 secondi diceva la sua. Io ho messo l'armatura apposta comunque, beh, così almeno non ho neanche tanto da preoccuparmi. Sattler, bastardo. Nelle originali sì, si poteva fare. Solo nelle originali si poteva farla. Granata potente, bene, perfetto. Là dove esserci solo... Sì, moneta che non mi interessa. Sì, ahí sta, sì. Mierda, sì, merda, sì. Sì, you are pervert, esatto. Gli diceva così. Vabbè. Fra poco troviamo il mercante, vendiamo un po' di roba. Qui c'è questo. Ma non c'erano anche... Ah, ecco, mi pareva. Polvere da sparo, esatto. E ci facciamo delle belle munizioni per i fucili. Molto bene. Questa qui... Invia il deposito, sì. Anche qui ce n'è uno. Munizioni mitraglietta. Vendiamo tutto. Tra poco rincontriamo il principe. Ma chi è sto principe Vegeta? No, non capisco. Me lo puoi spiegare, per favore? Io conosco Krauser. Ho un po' di novità in vendita. Vieni a dare un'occhiata. Benvenuto. Ho delle novità per te. Non lasci nulla al caso, sei sempre pronto a tutto. Così si fa. I tuoi oggetti preziosi non serviranno a nulla nella tomba. Munizioni. Hai ragione. Grazie. Ci sono, torna presto a trovarci. E qui c'è il nostro simpaticone. Il mercante, il doppiatore Gianluca. Ah, in quel senso. Ah. Matricola. Sì, sì, lo so che era... Che problemi hai? Non tirarti indietro! Sì, il mercante, sì, esatto, è la voce di... Ho perso il discorso un attimo. Ragazza. Munizioni e pistole, non me ne faccio una mazza.
Devo informarmi un attimo su un paio di cose per farlo. La battaglia nella giungla. Siamo sopravvissuti a stento. Segui l'istinto, non pensare. È la prima cosa che mi ha insegnato. Su come farlo a grado S Questo posto più. è una trappola gigante. Quante Non posso volte. affrontarlo così. Ah, non l'ho neanche vista. Aia. Non mi ricordo quante volte si può salvare al massimo. Non me lo ricordo neanche un po'. Aspetta, sì, ecco perché ero andato di qua. Aspetta, adesso mi ricordo. Per far esplodere. Ormai siamo agli sgoccioli ormai con il gioco. Sono ben addestrato alle operazioni notturne. Ricordi? Come potrei dimenticarlo? Merda. Adoro cacciare. Sei ancora vivo, eh? Sei fortunato. Lo ammetto. Sei stato bravo a sopravvivere fino ad ora. Sarei morto se avessi continuato ad ascoltarti. Questo è vero. La morte arriva per i codardi e per gli incoscienti. Tu cosa sei? Non saprei. Glielo chiederò quando arriva. Hai fatto tutti questi preparativi per me. Non dovevi. Volevo solo farti sentire speciale, ragazzino. Hai superato l'esame a piedi. Ecco la tua medaglia. Dopo si vende tutto. Va finita, soldato. Diventato scarso. Fai sul serio. Non è troppo tardi per cambiare idea. Io e te siamo due lati della stessa medaglia. Bene. Ammira il mio potere! Hai proprio perso la testa, Krauser. Ti distruggo! Oh, lo. Per un pelo. Tutto qui il tuo vero potere? Io chiederei un rimborso. Ti pentirai di aver fatto tanto lo spiritoso. Non pensare di scapparla! Muoio dalla voglia di vederti soffrire! Ma vai a cagare.
Questo lo dici tu. Sì! Questo è il momento che stavo aspettando. Bene, morto. Proiettili. Là sotto c'è anche un coltello da cucina, ma non me ne faccio nulla. Ah, è finito il capitolo, vabbè. No, non salvo perché tanto. Anche se muoio riparto dal primo checkpoint. Quindi... munizioni, pistole. Cioè, ormai non so neanche più dove metterle. Sono pieno. Anche serve una rossa, vabbè. Ho un po' di novità. Benvenuto. Aspetta, prima facciamo... Allora, incastona gemme. Allora, abbiamo questa qui blu. Questa qui gialla. Poi abbiamo questa verde, questa blu e questa rossa. Molto bene. Poi abbiamo questa, che sono due tondi e due. Beh, visto che ne abbiamo tanti. E mettiamo quella gialla. Qui invece abbiamo, mi manca quella viola, mi mancava, esatto. E qui ci vogliono due. Beh, visto che ne abbiamo tanti, blu e rosso. E poi abbiamo questo qua, il micio. Facciamo sì, un rosso, un blu. Beh, facciamo un verde. Molto bene, che adesso vendiamo tutto. Benvenuto. Ho delle novità solo per te, amico. I tuoi oggetti preziosi non serviranno. Ah, ti pago un prezzo bello alto. Un gioco da ragazzi. Mi raccomando, trattalo con cura. Torna presto a Sì, trattiamo con cura, sì, di sicuro. Voglio vendermi il tuo sangue! Quieto! Cos'è stato? Scusa, c'era traffico. Un elicottero d'attacco con gli omaggi di Hannigan. Io sono Mike. Ora facciamogliela vedere a questi stronzi. Hannigan, ti sono debitore. Ahí está! Oh, bene, altri clienti. Attirali in un'area aperta e darò loro quello che meritano. Il prossimo? Chi è stato a centrarmi? Cazzo, arriva!
Oh, finalmente. Vai, vai, vai! Cioè, qui c'è un piccolo... Oh, una polvere da sparo, grazie. Dopo... Lascia a me questa zona! Prenditi una pausa prima di unirti alla festa! Ma perché hai saltato? Beh, che dire, non sbaglio mai. Ah, niente male. Beh, un'erba verde potrei anche... Vediamo se riesco a batterlo giù anche. Meglio fare come dici. No. Mi tocca fare tutto quanto. E mancare.
prossimo. Vi ripagherò con la stessa moneta. Mike! Via libera! Grazie, amico. Bene, adesso guarda che ti combino. Allora mi apri. Ah, eccolo. Cielo aperto! Divertiti! Voglio bagnarmi di sangue! Brutte notizie, ho finito i colpi! Adesso devi vedertela da solo! Tranquillo, ce la fai! Dai un gioco da ragazzi! L'erba rossa che mi serviva, dunque super di qui adesso e... Lo sapevo. Il maiale selvatico, dai. Ma quanto cazzo di caldo è, oh? Salta su! Grazie! Quando saremo fuori di qui ti offro da bere. Conosco un bel bar. Sarà lo stesso che conosco io. Giuro che tu sarai il prossimo.
Ma vai. Ciabatta messa male. Fra poco troviamo il principe ora. Visto che mi ha dato Zafiro. Allora, qui in giro dovrebbe esserci... eccolo là. Uno è qui, l'altro dov'è? Vediamo se li trovo, se mi ricordo dove sono più che altro. Uno è in cima qua, eccolo là. Uno è in cima là. Niente, quello non sono capace di centrare. 1, 2, 3. Uno è sotto qua, eccolo là. Ma devo andare sotto per recuperarlo, per andare meglio. Eccolo là. 4 e il quinto, eccolo lì. Bene. Prendiamoci il bastone. Certi tesori li hanno lasciati però come erano in origine comunque. Quello sì. Stai facendo una casa mercante. Ah, le ho già fatte tutte quante. Faccio quelle, diciamo quelle più semplici. Le ho fatte tutte quante, 18 sono, se non ricordo male. Sì, ho sbloccato il trofeo comunque. Ma che... Naturalmente i tesori non me li ricordo tutti, beh. Allora, questo qua e questo me lo magno. Ne abbiamo 4. Ma mi manca questo però. Beh, mi faccio un po' di munizioni. Sì, sì, tutti i tesori, sia del villaggio, del castello e dell'isola. Stato un po' duretta, dico la verità. Allora, aspetta un attimo. Vediamo se mi ricordo qui. Allora, bisogna andare via dritti. Vediamo se ce l'ha. No, sì, guarda. Qui del castello sì, sono
più che altro col discorso delle chiavi piccole, se non sai come gestirle, perché quello è il problema. Se non sai come gestire le chiavi piccole, di conseguenza, cos'è che succede? Ti trovi come è successo con me, che hai dovuto fare un'altra run per un tesoro, perché per un tesoro non sono riuscito a prendere tutto quanto quelli del castello, anzi due. Uno era con Ashley. Molto bene. Ancora. Eh sì, PS4, sì. Hai completato una richiesta, vero? Sapevo di poter contare su di te. Ho delle rarità da offrirti, straniero. I tuoi oggetti preziosi non serviranno a nulla nella tomba. Adesso 205. Grazie. Torna presto a trovarci. Ma sicuramente, va tranquillo. Ci sono quasi. Allora, qui c'è. Ashley, sto Dov'è? arrivando. Non mi ricordo dov'è. Ma sei ancora vivo? Datemi tregua. Pure a me è sfuggito quello. Ah, e beh. Sì, ma se uno non se lo ricorda. Se uno non se lo ricorda. Ma qui c'era. O sbaglio? Ah, eccolo! Fuori uno. Ah, c'è quello simpaticone con lanciamissili. ¡A cubierto! Ma sei ancora vivo? ¡A cubierto! E adesso? Beh, posso scartare questa qua, tanto. Ma vai a cagare. Però sei morto alla fine, eh? Il bello delle munizioni infinite è che non devi preoccuparti. Non devi preoccuparti il consumo. È l'unica roba bella.
Cioè ragazzi, ma mi hanno seminato come i funghi qua, cioè siete dappertutto, eh. E che non si deve ricaricare. Sì, è l'unica, esatto. Ecco una cosa che non ho mai fatto, andare alla ricerca di castellani meccanici. Non li ho mai. Non sono mai andato alla ricerca di tutti quanti. Sul serio. Arrani. Lo so. Ma siete finiti o cosa? Cioè, possiamo andare anche per... Aspetta, invece qua ci sono. Ma perché sei andato su? Oh là. Questo è un trucchetto che pochi conoscono. Quando sei a difficoltà al massima, se riesci ad arrivare qui, vai da questo qua e lo giri e a man mano che arriva la gente li uccide tutti quanti. È una bella cosa, guida. Un piccolo trucchetto per sopravvivere, diciamo. Ashley! Comunque ho fatto tanti trofei, cioè li ho fatti quasi tutti. Mi manca solo di farlo in modalità professionale e senza quel grado S+. È l'unica roba che mi manca, perché il resto ho fatto tutto praticamente. Mi mancano i castellani, Laboratorio B. quella roba lì che ho appena detto, e forse un altro paio di cosucce, ma cazzate. Tipo uccidere un Garradores solo con il coltello, fatto. Fare tutto quanto il gioco col pistole e coltello, l'ho fatto. Ci sono tante piccole... cos'è che era? Un Salazar, mandargli una granata in bocca, qualsiasi granata, piccola o grande, esplosiva, gliele lanci in bocca, è un trofeo anche quello. Cioè, sono tanti piccoli trofei, ma lui ancora. Beh, dopo i soliti trofei finisci in modalità normale, facile, assistita, quello che è, difficile. Quelle le ho fatte, ma son... Dai Dion, rialzati, dai. Pensa con l'armatura. Anche quella lì mi manca. Sì, ho provato a farla prima ma non sono stato capace. Per uno o due, ma ho sempre avuto problemi a farla quella parte lì. Dovrei rifarmela finché non me la danno. Cioè, io ho visto in versione professionista, ma lo conoscono a memoria come va a finire, cioè sanno per ogni singolo secondo da dove spuntano, da di qua, di là. Ho visto dei piccoli tutorial, ma devi farlo te decine e decine di volte. Dai che
Dai, ultimo capitolo. Quindi tutto questo, muovere i parassiti, è merito di Luis. E Mary. Se siamo vivi, è grazie a lui. Ma c'era anche un... Ah, ecco lì, un spray. Ah, beh, non è tanto difficile, sai, alla fine. Basta sapere dove sono, come si mettono in 448, ce la fai anche. Non è mica detto. Anche là, guarda, un tesoro. Possiamo usare quella. Sì, dai. Scusa. Saltami in schiena. Siamo una squadra, no? Stai diventando brava. Però hanno aggiunto una cosa in quella lì dell'orologio che prima non c'era. Sicuro di stare bene. Il personaggio, quello là tutto di quello tutto di rosso che trasforma la gente, eccetera, eccetera. Non c'era nell'originale. Tanto per dirti. Allora. Guarda questo posto. Quella donna che c'è. Ce l'hanno messo proprio per aggiungere la difficoltà. Ah, sono sicuro di sì. Non è una che si arrende facilmente. La conosci bene? Dove sei, bastardo? Ah beh sì, puoi farlo anche 100 volte quel pezzo lì, se non sai come farlo. Puoi riprovare, non ne... Allora, uno è qua. E l'altro? Perché sono due. E l'altro. E la granata. Ecco, questo qua è l'ultimo tesoro che trovi. Ho un po' di novità che potrebbero stuzzicarti. Guarda, Benvenuto. un'altra Ho delle volta. novità per te. Vendo tutto, quello che prendo, non mi interessa. Vecchio preziosi non fa differenza. 200.000 crediti. Grazie. Ah, beh, volendo sì, ma lo fa anche con lanciamissili l'altra volta che l'ho Oggetti fatto. preziosi non serviranno a nulla nella tomba. Un colpo secco li uccidi tutti e due. Bene, che posso fare per te? Allora, intanto mettiamo a Non posto lasci qui. nulla al caso, sei sempre pronto a tutto, così si fa. Ho ancora degli oggetti che potrebbero interessarti. Allora, abbiamo 6. Mi Non prendo. possiamo fare a me. Saggia scelta. Lo sbriga tutte le faccende in sospeso Allora. prima di andare da questa parte. Non vorrai passare il resto del... Non vorrai, ma vorrai cosa? Vita. Allora, aspetta un attimo, allora, intanto... Questo invia il deposito, ne ho 20, 22 con questi. No. Invia il deposito, sì. Dopo... Aspetta un attimo. Dice un'erba gialla. Beh sì, sti qua le butto via tanto. Granai, quella è una granata grossa, potevo utilizzarla prima, neanche pensato, va bene. No, neanche pensato, neanche visto. Leo, guarda! Quella è... Sì, Ada Wong, quella che hai una cotta fenomenale. Resta qui. Torno subito.
Dai che in 448 ti faccio. Che figlio di zoccola. Professionista basta la S. No, mi sa che vogliono proprio la S più. Prova a controllare, ma mi sa che vogliono la S più. Non ci scommetto niente, eh. Ormai dovrebbe darmi il famoso, eccolo. Finalmente un aspetto che ti si addice. Mostro dentro e fuori. Comunque, il nostro amore finisce qui. Non sono io, sei tu. Eccolo! Finalmente! Te lo do io il sacro corpo. Bene, morto. Adesso c'è l'ultimo pezzo. Ah guarda, poi riesco a farmi anche un'altra erba di quelle belle. Ah no, è ancora più facile, devi solo finire il gioco in modalità professionale, anche New Game. Vedi New Game? Sì, l'ho finito in professionista, però probabilmente mi sto sbagliando. Magari serve per sbloccare delle cose il grado S+, tipo le munizioni infinite, roba così, per quello. Ok, via da qui. Sì, Forse mi sono sbagliato con quello. andiamo a casa. Non Ma è sì. ancora finita. Ma sì tesoro, adesso andiamo. Porta pazienza. Tra poco guardiamo meglio e ti dico. Ma perché? Non ci attacca. Che cosa succede? Sono perduti senza il loro signore. Per loro è finita. Esatto, sblocchi le orecchie di gatto che diamo munizioni infinite. Esatto, per quello che voglio farlo. No, per altro. Comunque fra poco comincio a portare... Dove sei, Veneto? E tu? Ora ti divertirai. Anche qui c'è un trofeo, finire tutto quanto il...
tutto quanto il giro con la moto d'acqua senza subire un minimo danno, per dirti. Puglia, oh la madonna, bei posticini per di lì. E si mangia anche molto molto bene, direi. Aia. Sì, anche sta qua l'ho fatta non so quante volte prima di riuscire a farla perfettamente. Che dopo alla fine riprovare 100 volte non è che serva tanto, basta farlo una volta ed essere concentrati molto molto bene. Pure con lui. Con Louise. Aspetta che va. Oh là. Avevo il volume troppo alto. Con Louise c'è. No. Non ci sono trofei con Louise. Non lo so, ma è stato... C'è un trofeo quando sei insieme con Louise nella... come si dice? Nella casa, che nei primi capitoli, sesto capitolo, quinto capitolo mi sembra, che devi superare il tempo che deve essere praticamente senza mettere le sbarre di legno nelle finestre, quello sì. E col carrello non avere danni, quello l'ho preso. Quello l'ho preso, ho fatto fatica ma l'ho preso, anche perché ero in modalità estrema quando l'ho preso, l'ho fatto in modalità estrema mi sembra. E fidati che è stata dura, anche perché con 2 botte ti buttano giù il carrello. Ottimo lavoro. Ecco, storia principale, la partita completata, poi insomma una partita conservando elementi sbloccati precedentemente. Potrai acquistare nuove armi al mercante, ma non potrai ottenere il grado di valutazione S+, e quelli infatti, cioè... Non hanno un trofeo quello di sbarrare finestra qua. Hai solo un obiettivo, ecco, vedi. Vedo il professionista, l'ho fatto, è quello qua, è un professionista, perché l'ho fatto, però l'ho fatto da nuova partita, l'ho fatta da una che avevo già fatto, che avevo già tutti i potenziamenti, perché sennò avevo una roba... No, salviamo. Adesso vediamo cosa manca, guarda, facciamo presto perché... Allora, bonus, sfide. Anche l'hai preso, trofeo... Sì, però mi manca incomplete, vedi. Questi qua sono quelli che mi mancano, sono 18, me ne mancano ancora. Tipo questo, elimina 5 nemici con lanciafrecce. Devo averlo usato una volta, dopo l'ho venduto. Anche questo qui è una rogna farlo, basta un colpo sbagliato, devi rifarlo. Un giorno o l'altro lo farò. Il mostro del lago senza mancare alcun colpo con l'arpione. Cioè è un pesce enorme che va a destra e a sinistra come cazzo gli pare e piace. E cos'è che succede? Devi far meno di devi centrarlo perfettamente. Va bene. Questo qui anche esegui il colpo addizionale, che non ho capito qual è. Il colpo addizionale del secondo piano va bene, ma con il coltello, così quando ti lancia una cosa devi tirarla via col coltello, qualcosa del genere, può essere. Andate a piedi e quello qua, raggiungi il cimatore dell'orologio senza che l'ascensore si fermi. Attenzione a quel giocattolo, quella palla demolizione.
Vabbè, questo qua si fa per culo, perché si fa per culo. Queste qua mi mancano, ottieni tutte le armi. Appassionato di ottieni tutte le parti delle armi, va bene. Bisogna uccidere il primo ciclo, il mostro del lago. Io ce l'ho fatta a difficoltà normale, ma non è un trofeo. No, infatti non è un trofeo. È solo per completare vari PC qua, punti competenza, cosa sono, non lo so. Sì, tipo questo. Eccolo qua, vedi, ne ho trovate 9 su 16 di Castellani. Me ne mancano altri 7. Li troverò con calma. Eccola qua, vedi, S più. S più. E anche questa, una nuova partita principale, modalità professionista, senza usare armi bonus. Quindi vuol dire pistole, coltelli, fucili che trovi per strada. E sblocchi la manual hand cannon. Esatto. E quello qua, le orecchie di gatto, termine storia principale, modalità professionista, completazione S+, quindi devi farlo da zero, con zero potenziamenti, ma devi farlo bene. Io ho guardato le guide, sono tutti giocatori che lo fanno da PC, non lo fanno da PlayStation, è molta fatica a farla. Perché fai e frugare termine storia principale senza usare oggetti curativi, cioè qua deve essere immortale, praticamente devi sapere ogni singolo momento dove esce la gente e fare tutto il gioco non è facile, neanche un po'. Interagire col marcante, anche questo sì, si può fare, ok. Sì, mi mancano questi qua su quelli del marcante, ma se no diciamo che il più grosso l'ho fatto comunque, perché se guardiamo la storia principale, anzi facciamo tutte, termina tutti, ogni capitolo ti dà un punteggio, c'è, ecco, capitolo ti danno il gessato qua, quel cappello, gallo, giubbotto di proiettili, prendi pochissimi danni. Ah, ecco un'altra cosa, io non so quelle robe lì. Negozio extra, tipo anche questi qua, la mascherina a teschio, la maschera poliuretano chirurgica, non so che bonus ti diano. Ecco, l'ho acquistato perché volevo farlo in modalità professionale. Cioè quella roba lì non... Ah, ma è solo un modello questo. C'è anche questo, la benda all'occhio, il barretto da aviatore, il cappello di lana, la maschera antigas. Non so se ti diano dei bonus, oppure gli occhiali da sole. Non so, questo non ho mai cercato, dico la verità. A punti di completamento, non a punti di competizione. Se non me lo dite voi, guarda, non ne ho la minima idea. Cioè, ne ho sbloccati parecchi e questi qua non so come si sbloccano. Con il tempo, completando le altre missioni, le sblocchi, cioè. Anche questo qua per dirti, corona elegante, cioè la sblocchi quando hai, è un trofeo comunque, quella della corona da 100.000 crediti, è un trofeo perché mi ricordo che è un trofeo. Ecco, basta, non c'è altro. Sfide. Sì. 83 su 101, cioè sono al 75% praticamente. Dopo armi, cos'è che mi manca? Questo qua, elimina 5 minuti con lanciafrecce e basta. Combattimento, cos'è che mi manca? Il poligono di tiro, ma sì, basta riempire la corona con tutte le gemme diverse, è una cazzata, sì,
È vero. A parte che te lo spiegano all'inizio, se non ricordo male. Comunque, che se mi combini gli oggetti differenti, che non siano dello stesso colore, va sul il prezzo. Sì, è vero. Rivoluzione meccanico, Stellani. Va bene, dai, niente, cosa facciamo adesso? Niente. Anche gli concept art, qua non è che si sbloccano. Cioè non ne ho neanche... Ah, devi comprarli forse, i modelli, li compri. Negozio extra. Il cappello e il giubbotto. A sto punto mi prenderei... Ma quale il giubbotto? Qui, la giacca allora, vuoi dire? O quell'altro sotto qui? No, questo è un modello, aspetta. Questo qua è un costume. Il gessato invece fa qualcosa. No, il giubbotto antiproiettile, parlo del giubbetto, questo qua io, la giacca, quello che puoi mettere a inizio partita praticamente, quello io dicevo. Ah, beh. Aspetta un secondo, sono qui sul telefono. Sì, il giubbetto antiproiettile sì, è disponibile al capitolo 7 e 8, quello che è, ma io parlavo di questa, la giacca qui, se ti dà dei bonus, tipo meno danni o via dicendo, quello io dicevo, perché tanti li usano, ma non so se faccia qualcosa, cioè non è che te lo spiegano. Ecco dai, opzioni. Però potrei... Ah, è solo per estetica. Sì, la giacca marrone. Ah, è solo per estetica, beh. Dovrei fare anche la storia con Ada, però non ce l'ho. Non l'ho mai comprato. Non l'ho mai comprato. Beh, lo comprerò. Un giorno e altro. Nuova partita, professionista? No, un'altra volta, adesso basta. Adesso mi fermo perché sono stanco e fra poco ho un altro bel impegno, quindi neanche mi metto. E di professionista ho preso A. Cioè, vedi, ci ho messo 6 ore e 40 perché devi farlo sotto le 7 ore e mezza. Devi farlo. Salvataggi 107, sì, perché ho sempre fatto che caricavo la stessa partita, modificavo la difficoltà, ma avrò salvato una volta per capitolo. Fa conto. Ci sono 107 ore di gioco. C'è scritto in sopra professionista. Sì, ma io... Cioè adesso se mi conviene farlo in...
in professionista e provare a fare il grado S+, sblocchi tutto quanto il resto di conseguenza. Mi conviene. Non mi conviene farlo. Tipo ci sono, ho visto delle scorciatoie, tipo come evitare di combattere contro Mendez, oppure cos'era l'altra? Ah sì, nel castello, quando sei tipo nella muraglia per capirci. Devi avere una piccola granata e lanciarla a un determinato punto che apri la porta sotto, cioè su tutte quelle cose che ti velocizzano, anche perché non so se ti contano anche le morti, sinceramente, non ne ho la minima idea. Sono sincero, non me lo ricordo. Oddio, sai che non lo so. Credo di sì, perché la guida che ho visto usavano l'hanno fatta dalla Play, quello che ho visto io. Devi salvare, metterti in un determinato punto, riesci a camminare, e schivare tutto quanto l'incontro, cioè che non è poco, soprattutto a livello professionista. Devo informarmi su questo però. Dai, facciamo solo per te, dai, professionista. Ecco il professionista, se muori parti dall'ultimo salvataggio. Quindi sei salvato 3 capitoli prima, per dire una cazzata, riparti da là, devi rifarteli. E Menez fa sprecare un sacco di munizioni. Sì, vero. Poi se si possono evitare i colpi, se si possono evitare gli scontri anche è meglio. Ammazza che... Capitolo 1, molto bene, dai. Ripartiamo da qui. Quanto si sarà allontanato? C'è nessuno? Mi raccomando ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like, che supporta me, serie. Se avete altri capitoli di altri giochi che vi piacciono, se li ho ve li porto, volentieri, nessun problema. Si mette male. Cos'è stato? Cazzo! Si mette sempre peggio. Ah, le granate le uso più avanti al limite. Quando arrivo... Quando arrivo al villaggio magari uso una granata.
Ce n'era un altro. No, mi sbaglio. Quindi che hai finito? No, non te la danno le S più. Devi potenziarla da quando fai nuova partita perché l'ho vinta. Allora, deposito. Giusto perché invia il deposito. Allora, mettiamo. Cos'è che è meglio che non mi ricordo? Ah, cioè questa non mi lascia. Ah, non mi lascia mettere perché non ho posto. Ma non posso fare tutto mi serve il fucile per forza, cioè. Aspetta. Oddio. Non lo so sinceramente. Allora. Questo scarta, via. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Facciamo una robetta di sto genere. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Potrei provare a sbloccare tipo tutti i pezzi delle armi, per dirti. Che non è male neanche quella. Oppure, come ho detto prima, con Mendez. Oh, adesso possiamo mettere questo. Però non possiamo mettere la pistola. Sì, ma cazzo, la pistola devo metterla da qualche parte, non posso stare senza. E a forza di spostare di qua e di là trovo il posto, sì. Chi ha giocato il primo Resident Evil 4, ste robe qua erano la normale amministrazione, cioè. Se lo fai tu va bene, se lo fai in automatico no. Adesso non mi ricordo qual era la più forte. Potrei provare a fare anche la torre dell'orologio, in effetti, anche se è un po' difficile in questa modalità. Non mi ricordo qual è questa. La Punisher, la Matilda. Questa qui no, è una specie di Magnum. Non ricordo. Va bene, vada per la Matilda allora. Esamina. Potenza, no. Mi sa che non. Questa qui va bene per sparare. No, non è questa allora. Mi sa che era l'altra allora. La Punisher. Questa qui è perforante, compatibile con mirino laser. Ma io ce l'ho il mirino laser. No, io il mirino di precisione e il biosensore. Non lo ha. No, mi sa che è una di quelle che compri dal mercante. Beh. Al limite dopo la cambio se non mi trovo bene con questa.
Dove sei? Ahí está, cavallo. Voy a hacer Sì. Ho 500 colpi pistola. Una roba spaventosa. E un po' alle volte li faccio fuori. tras de ti, imbécil. E fanno presto andare via allora. La valigetta piena, non ci sta più niente. Sì, il problema è che continuano a muoversi, è quello il punto. Anche qui c'è un punto con Ashley, in quel posto lì, vedi, che se non ce l'hai non vai dentro a prendere un tesoro, per dirti. Allora, qui... Dai, venite qui. Tutti vi sistemo, uno alla volta. Vediamo, anzi quando torno nel capitolo 5. Il mio amico dottor Salvador. Ah, La campana. Al chiuso de fretta. ah, devi ucciderne 15. Li avrò uccisi sì una quindicina. Peccato per il dottor Salvador che aveva visto che sì, c'è in alternativa il trucchetto se uno sa come mettersi, adesso te lo faccio vedere. Ovviamente io non posso. Per 2 colpi, che cazzo, dai. C'è gente che viene qui, si mette in questo punto qua e riescono a, in questa zona lì più o meno, a sparare, si vede, adesso in quella zona là più o meno, là in mezzo alle piante, così, col mirino di precisione e fanno suonare la campana. C'è gente che la becca il primo colpo e chi mai ne ha vita, tipo me. Qui c'è sempre la granata.
Aspetta, ma io ho le munizioni Magnum qua che non ne faccio un cazzo. E poi c'è un'erba verde, vediamo se mi ricordo dov'è. Esatto, sì, serve il cecchino, ma... il brutto è che dovevano far mettere anche le munizioni a deposito, no? Solo le armi, perché allora tanto vale, cioè. Allora, vediamo. Qui c'è un tesoro intanto. Per 2 munizioni. Vabbè. Allora, intanto... beh, ma prima di riuscire a farlo, sai quante volte... Sai quante volte le provano, però. È vero quello che dici, eh. Cazzo, mi tocca aspettare. Qui ti dicono per esempio di arrivare con una granata. Ah beh, qua arrivi con una granata per dirti, ti dicono di buttarla dentro lì, che ti apre questa parte qua. Super di qui. Mi manca il quinto che è sotto là. Aia! Ma dove arrivate? Da di qua, da di là, da dove arrivate? Si può sapere? Ah, l'hanno già fatto esplodere qui, bene bene. Allora io basta che vada qua sotto e prenda l'ultimo medaglione, eccolo qua. Sì, ma cazzaroia!
Oh, ma non ti lasciano neanche il tempo di reagire un attimo, eh. Sì, può essere, ma ho visto anche altre cose. Mm, beh, intanto così, dai. Questa pistola qua non è che faccia molti danni, dico la verità. Mi ricordo, sì, sono sì i più odiosi e non solo. Sono i più odiosi, ma con colpo di shotgun passa tutto quanto. Non ne posso più. Sì, ma signora, c'è un po'... Cioè, basta che ti sfiorino, eh. Anche qui per dirti... Vediamo se ce la faccio. No. E la madonna. Ragazzi, dai. Cioè, anche qui vanno via come miss. E soltanto svegli. A parte che, te l'ho detto, fanno quasi tutto da PC, le speedrun, perché hanno dei controlli che su console normale non hanno neanche provarci. Sì, salviamo i progressi, sì. Farò un altro capitolo al massimo, dopo spengo tutto perché voglio riposarmi un'oretta. Agnello sacrifica. Merda, hanno preso le mie cose. Sì. Allora, l'erba... Mi sa che non ho più nulla. L'erba è meglio che ce la prendiamo. Visto che c'era. Qui c'è il coltello, molto bene. 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 Molto
Ma vai a cagare. Ma vai a quel cioè, vuoi schivarlo? Allora, qui c'è il topo. Esatto, vediamo se riusciamo a prenderlo. No. Uno. Un topo è qua. Un topo è lì. Qua ci prendiamo il zaffiro. Qua ci sono le munizioni pistola. E l'altro topo? Eccolo lì. Bene, 2. Salta per qui. Un attimo di pazienza. Sì, aspetta che ammazzo il topo qui. Dove cazzo sei? Ecco qui. Ah, io ci sono abituato, quindi... Dai, corri, Leon. Che forse ce la facciamo la prima volta. Sì, guarda, ce l'abbiamo fatto. Questa è roba mia. E che cazzo, io voglio la pianta verde. Cos'è che mi hanno dato? Ma le munizioni da pistola io le voglio. Qui ci vuole la chiave che non ho. E qua troviamo il principe. Da questa parte, straniero. Ah, se conoscete altra gente che piace questo stile... Di fare affari con te, eh? Benvenuto. Complimenti, straniero. Ho Molto delle bene. rarità da offrirti. Buona fortuna a te, straniero. Ah, ma non è potenziata, cazzo. Sono anch'io che non faceva danno. Provala e vedi come va. Sei impressionato, vero? Cazzo. La nostra L'avevo maestria solo è conosciuta. comprata allora, probabilmente. Cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti, amico. Ecco a te, come desideravi. Purtroppo il potenziamento di quest'arma adesso è un'arma di prima scelta. Ti serve nient'altro? No. Torna presto a trovarci. Sono anch'io che non faceva un cazzo di danno. Se avevano 20 colpi per buttare giù uno. Cioè, cazzo, adesso fa danno. No, questo è in professionista, non è in assistita. Vuol dire stile come gioco allora, vuoi dire? Vedi, professionista c'è scritto sotto. Ah, l'arma potenziata al massimo? Sì. Adesso la faccio questa modalità solo per giocare e a fine chiacchierare. Però guardando bene, sì. I nemici vanno giù in 2 o 3 colpi in assistita. Sì, ma perché hanno la pistola che è scarsa? Che non hanno... come si dice? Che non hanno potenza? Sì. Normale. Allora, adesso si va qui.
Si prende il spray medico e porca puttana. Aia che sberla. Ma quanti cazzo? Via. Ciao ciao imbecilli. Gesù è morto. Oh sì. Senza il giubbetto sarei già morto 100 volte. Allora, un colpetto di qua e un colpetto di là. Risolto il problema. Le sorelle belle sono belle da far fuori. Dai, finiamo questo capitolo che non manca molto. Ah, sti qua li ammazzo. Questo qui lo ammazzi così. Dove sei? So che sei qui in giro. Vabbè, andiamo qui un attimo. Non ci sta, va bene. Eccola! Con le sorelle devi lanciare le stordette per colpire il coltello potenziato. Sì, in alternativa si può fare anche col coso. Fermo lì. In alternativa ci sono anche le mine adesive. Anche qui, quando fanno le speedrun, si mettono qui e centrano. Eccolo lì. Ma vai maione. Mi dimentico sempre che c'è. Dopo fanno qui un colpetto qui e un colpetto lì. Qui c'è. Scusa. Anche qui. Via di corsa. Ti ho fatto un po' male. Finalmente.
Bella casa. Sarà l'invidia di tutto il vicinato. Qui c'è una chiave piccola, una delle 7 chiavi, mi sembra che siano 7, 8. Piano piano liberiamo spazio, sì. Qui è il porco, il grano, no, cos'era? Il grano, porco e il bimbo. Aspetta. Prima o poi troverò un'erba verde. Non è così? Ah, è quello? Sì, però ogni volta mi frego, quello è il punto. Bene. Allora, ragazzi, io mi fermo, Salviamo. Allora, dai, ci sentiamo domani, non credo. Domani no. Mercoledì, molto più probabile, mercoledì farò un'altra live, ecco. Mi raccomando, lasciate sempre un bel like, commentate, condividete, in modo che a me sia il canale, che sempre ben accetto. Ti sei rotto, cazzo, ho fatto 1 ora e 46 adesso, 2 ore mi sembra, gagliarde, 2 ore e mezza oggi pomeriggio. Ecco, fatalità avevo tempo, di solito faccio massimo 2 ore, e quando succede. Comunque dai, sono stato contento che almeno ho trovato qualcuno da chiacchierare insieme, Va bene dai, alla prossima, ci vediamo, ci sentiamo, buona serata a tutti quanti, e perché devo ancora fare, buona anche cena. Alla prossima, ciao ciao da Joker Gaming.